Pronti? 1, 2, 3. Fumata bianca, Cimbro Gas al comando nei confronti di Evita Peron, al largo Numero subito 4, Callas Earthquake che trova Griff, posizione. squalificato. Non ha preso il trotto all'uscita dei nastri Callas Griff e poi sbaglia anche Diomede del Ronco nel tentativo di andare in avanti. Leader Cimbro Gas nei confronti di Earthquake, terza posizione per Evita Peron che precede Ezechiela, quindi Zemellino. Poi ancora Elli delle Naldine, al largo avanza Diomede del Ronco dopo l'incertezza, trascinandosi Vaumar, quindi ancora Doritos B, 400 metri in 30 e mezzo per il leader che guida in maniera tranquilla, indisturbato dopo 600 passati in 46 e 6. Cimbro Gas in vantaggio nei confronti di Earthquake, al largo avanza Diomede del Ronco che si porta in scia Vaumar, in corda rimane Evita Peron al completamento degli 800 metri passati in 1, 1 e 8. Cimbro Gas prosegue in avanti, al largo si adegua Diomede del Ronco al ritmo imposto al comando da Andrea Farolfi. Si viene al completamento dei 1000 di gara in 1,17 con il leader che non si lascia avvicinare, Diomede del Ronco al largo in corda Earthquake, Vaumar in pariglia, poi Evita Peron, quindi Doritos B, ancora Ezechiela, poi Zemellino che ha spostato al largo. 14-8 sotto alle tribune, il battistrada inizia ad accelerare in progressione, mette in grave difficoltà Diomede del Ronco che sulla curva deve subire e così porta indietro tutto il treno esterno, 15-2 la curva di destra, in vantaggio Cimbro Gas, Earthquake l'unico a tenerne la scia, viene via in mezzo alla pista Doritos B che scavalca Vaumar e cerca di portarsi sulla testa della corsa. Lo scatto di Doritos B che aggira il gruppo e si porta al lato di Earthquake, 15 la retta di là, 2-2 il miglio di gara con Cimbro Gas che è in vantaggio nei confronti di Earthquake, di dentro Evita Peron, al largo Doritos B, poi ancora Ezechiela all'ingresso della dirittura d'arrivo, Cimbro Gas è in evidenza nei confronti di Earthquake che sposta il suo esterno, Cimbro Gas in vantaggio, ci prova Earthquake, ma Cimbro ha sempre quella lunghezza da gestire nel finale. Cimbro Gas si impone nettamente nei confronti di Earthquake, poi Doritos B, Evita Peron ed Ezechiela, 29-6 ad arrivare per il successo di Cimbro Gas in coast to coast. Andrea Farolfi per il training di Kim Pirenei e Walter Zanetti, i colori della scuderia Cecco Volante, percorso d'avanguardia vincente per il 7 anni da Igor Font, che in questo tipo di corse si esalta, trova il suo miglior schema, non si lascia mai avvicinare. Earthquake ci prova in arrivo, ma deve adeguarsi al secondo. Terzo Doritos B, quarta Evita Peron, quinta Ezechiela. Successo in chiusura di Cimbro Gas e Andrea Farolfi.